presente la questione ovviamente dei consiglieri che hanno chiesto il bonus partita IVA, adesso da Fontana è arrivata la decisione di non metterli in lista e anche della sospensione, decisione giusta? Siamo stati chiari e ovviamente mi riservo di incontrarli personalmente, anche perché è giusto farlo direttamente prima con loro questo ragionamento. Dall'altro voglio anche ricordare che poi le situazioni sono diverse tra i tre casi. Da un lato abbiamo due casi di due consiglieri che hanno fatto richiesta del bonus e poi lo hanno elargito ad altre realtà come al Covid o ad altre associazioni. Il terzo caso che è quello del vicepresidente, perché va spiegato bene, che dice che la domanda è stata fatta direttamente dallo studio associato, ma quando l'INPS ha chiesto ulteriori documentazioni nessuno ha mai presentato documentazione, perché quella è una domanda che non esiste. Questo va detto nel rispetto delle persone. Giustificazioni quindi credibili insomma da parte delle tre persone secondo lei? Prego? Giustificazioni credibili insomma? Ma guardi, non stiamo a discutere delle illegalità, perché non c'è illegalità, nessuno può dire che c'è illegalità. Discutiamo dell'opportunità, che è un'altra cosa, e sull'opportunità giustamente i cittadini si sono fatti sentire e penso che abbiano ragione. Del resto voglio anche ricordare che sono stato l'unico a livello nazionale di aver fatto una verifica tra i miei consiglieri e aver da subito, nelle prime ore dopo la notizia di questi bonus, aver dato già contezza dei numeri, cosa che molti altri non hanno fatto e infatti attendo le liste. L'espulsione comunque fuori questione? Ma guardi, noi questi fatti li discutiamo e abbiamo già fatto dichiarazioni a sufficienza, adesso incontrerò i tre consiglieri. Una vicenda che appanna un po' il nome della Lega, secondo lei, in vista delle elezioni? Assolutamente no, male non fare, paura non avere. Se poi qualcuno vuol montare un caso anche su questo ne prenderemo atto, ma noi andiamo avanti per la nostra strada. Penso che la schiena diritta l'abbiamo sempre dimostrata. Nel mio caso non ho chiesto bonus e dico anche proprio per evitare polemiche non ho neanche chiesto rimborso del quale avevo diritto delle azioni di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, non aggiungo altro. Per le liste avete già dei nomi sostitutivi? Ma guardi, noi non abbiamo nessun problema per nulla.